Andrea, come è iniziato il tuo percorso di educatore cinofilo? Allora, io ho sempre avuto la passione dei cani fin da bambino e a un certo punto, diciamo, della mia vita ho provato a far diventare questa passione un lavoro. E 7 anni fa ho frequentato un corso e sono diventato educatore cinofilo. Ho fatto un master della durata di 1 anno e mezzo che mi ha permesso di ottenere questa qualifica e adesso sono in grado di gestire i problemi di aggressività, paure, fobie, eccetera. Ci sono sempre delle variabili da considerare, nel senso che io ho un approccio sistemico al problema, cioè io devo vedere il cane, la famiglia, l'ambiente in cui il cane vive e faccio compilare ai miei clienti 12 pagine di anamnesi, perché io devo scoprire tutto quello che riguarda il cane, la sua storia, i traumi che ha vissuto, tutto per poter identificare al meglio il problema e tentare di impostare una terapia. Quanto è importante la consapevolezza del padrone? Tante volte ci si nasconde dietro al fatto che il proprio cane ha un carattere fatto così, ma non è sempre vero. Sì, questa è, diciamo, una risposta semplice o forse una giustificazione che molte persone si danno per accantonare il problema o non doverlo affrontare del tutto. Cioè, è facile dire il mio cane è così, punto. In realtà la cosa migliore da fare sarebbe prendere appunto consapevolezza di che tipo di cane ho e che tipo di problema ho e tentare appunto di risolverlo contattando un professionista. Ecco. Ci sono dei problemi o delle situazioni che possono venire migliorati ma non risolti del tutto. Sì, anche qui dipende sempre dalla gravità del problema e poi dipende dall'impegno che ci mettono i proprietari. Detto questo, nessuno può vivere per il proprio cane, quindi molte volte si arriva a un compromesso che possa permettere una convivenza, diciamo, col problema. In altri casi invece si arriva a una risoluzione completa.